di casa che arriva da una sconfitta al Palacicogna, ma giocando un buon secondo tempo. Formazione di Mister Landi in splendida forma e per centrare la quarta vittoria consecutiva. Dal Palasport Olof Palme con Udino Baggio per Roplos e Vigore al Mestre Fenice. Meneghello, vicino a lui Marchese, sbagliato il passaggio, Puleo intercetta, quindi Franzoi manda in porta. Schiavinato! Si stampa sul palo. Meneghello va a puntare, si accentra Meneghello, una finta e il Messia! Valdresca gli copre lo specchio. Franzoi inseguito da Zanatta. Franzoi avanza il capitano del Mestre Fenice, che palla per Schiavinato e poi va al centro. La deviazione sfortunata del numero 9 Marchese, che non riesce a rinviare questo pallone, lo fa nella propria porta. E avanti il Mestre Fenice. Zecchinello è Dainese sulla sinistra, poi si chiude la possibilità di passaggio. Dainese va a tagliare sulla destra, servito da Zecchinello. Dainese vicino. Meneghello, al centro c'è Dainese di prima, a destra Secchieri, arriva in sovrapposizione Dainese. Secchieri non lo serve, invece sì, al centro Dainese, fuori da Secchieri che va in porta. Baldresca. Zecchinello perde il possesso del pallone, quindi poi Palma glielo porta via. Un numero di Palma, 2. Palma può andare verso la porta, al destro è troppo scarico. Guariento lo aspetta Zecchinello. Guariento dalla sua mattonella. Guariento, la solita finta a cercare il secondo palo. In due arriva tra le mani di Deleva e poi guarda in avanti, il lancio lungo a cercare Secchieri, tutto solo. Schiavinato e Guariento, il 10 e l'11, il tocco di Schiavinato per l'arrivo di Guariento alle spalle. Il mancino rasoterra di Alessandro Guariento. Ancora una volta il Mestre Fenice con questa soluzione, con questa Marchese del Messia ai lati di Deleva, che però sceglie di andare lungo. Zanatta, palla ancora viva, Zanatta spazio per andare verso la porta. L'intervento di Franzoi, ancora Vigoreale in possesso e il Messia. Marchese, una finta. Marchese avanza sulla linea laterale di destra, quindi ora il Messia, 1-2 che si chiude. Marchese sterza, Marchese non serve Zanatta. Rimessa in zona offensiva per la squadra rossoblu, c'è Vincenti a dare un supporto. Palla al centro, Zanatta si era coordinato bene, palla che Puleo insegue Meneghello. Puleo va da Guariento, la vuole bello sulla laterale di sinistra. Guariento va ancora dietro da Puleo, che poi vede il taglio del numero 2. Ancora Guariento, bella la Valdresca, palla in mano, sale Guariento. Valdresca va lungo a cercare il numero 9 Giacomo Bellu, lo stop con il petto di Bellu che prova una magia. Marchese sempre in vantaggio gli ospiti anche in questo secondo tempo. Zanatta appoggia Meneghello che ha spazio per cercare la conclusione. Valdresca risponde. Meneghello, Franzoi lo attende, Zanatta cade a terra, non c'è fallo, quindi riparte il Mestre Fenice con Schiavinato. Sulla sinistra c'è anche Puleo. Schiavinato non trattiene Deleva, poi sulla respinta arriva Deleva, corto da Meneghello, resta alto il Mestre Fenice. Marchese, scivola Marchese, quindi Bellu può andare, è libero Schiavinato, servito! Tutto facile, un gioco da ragazzi, i ragazzi di Mister Landi segnano il gol che vale 3-0, approfittano e sfruttano. Guariento l'ha perso Meneghello, Guariento vuole il compagno lungo, Marchese intercetta, è lì nel posto giusto, quindi Marchese una finta, Marchese, palla a lato, Secchieri inseguito dal giocatore della squadra ospite, Secchieri una finta, gliela porta via Palma, Palma una finta, Palma aveva fatto tutto benissimo, resta alto il Mestre Fenice, quindi Marchese con questa puntata lunga a cercare Meneghello, la domestica al 22, una finta, poi si accentra, il tunnel e il pallone splendido, sfruttata alla perfezione dal numero 2 Marco Dainese, che trova il gol che vale 1-3. Meneghello una finta su Puleo che non lo molla, allora Meneghello torna dietro dove c'è Dainese, a sinistra ora da Marchese, di fronte a lui Franzoi, una spallata di Zanatta su Franzoi, poi Marchese attraversa tutto il campo e alla fine arriva Meneghello, appoggia Deleva che può solo andare lungo a cercare un compagno in maglia rossoblu, non trovate, quindi Guariento riconquista questo pallone sulla sinistra, salta Meneghello, Guariento arriva al fondo, Schiavinato, Franzoi, palla al volo, messa in porta dal capitano, 4-1 Mestre Fenice. Vigoreal con il power play, maglia numero 6 El Messia, Marchese al centro, Secchieri, Meneghello, Secchieri dalla parte opposta, El Messia, ancora Marchese ad impostare, a destra Meneghello, palla al centro, Secchieri, controllo e calcio in porta, Valdresca la tocca ma non basta, e allora accorcia di nuovo le distanze. Marchese, a destra c'è Meneghello, Franceschini chiude la traiettoria, Marchese cerca Secchieri, anticipato da Schiavinato che deve solo andare in porta, il gol del Mestre Fenice. 5-2 per la squadra di Mister Landi. Ancora una volta Kevin Schiavinato. Altissimo il Mestre Fenice. Mattia Meneghello trova Tommaso Meneghello al centro. El Messia, l'uscita di Valdresca. Marchese, El Messia al centro, Secchieri, velo a liberare il sinistro di Meneghello. Bilanciata la squadra di casa, quindi Valdresca va lungo dove c'è Schiavinato. Schiavinato da solo, Schiavinato. Rientra Meneghello e commette fallo sul numero 10. Calcio di rigore. Schiavinato sistema il pallone. Fischia l'arbitro. Schiavinato per la tripletta, Deleva gli dice di
no! Ed evita il KO definitivo, ma attenzione a Vigorelli in contropiede. Secchieri, Baldresca si tuffa e con un riflesso nega la gioia del gol a Secchieri. Attenzione a Tommaso Meneghello per la porta. Ma che parate abbiamo visto! Parate da Card, prima quella di De Leva, poi Baldresca. De Leva, Marchese, poi De Leva esce, rientra il Messia. Quindi Marchese controlla e conclude! Parata mostruosa di Baldresca. Tocca il Messia Meneghello, ma non c'è più tempo. Iniziano gli applausi da parte delle tribune del Palasport Love Palme per i ragazzi di casa per averci provato fino all'ultimo secondo. Si devono però arrendere di fronte alla formazione di Mister Landi Gabriele, che si impone con un netto 5-2 ed è la quarta vittoria consecutiva per i mestrini.